Come anticipato, con noi c'è Piero Fassino, che ringrazio per la cortesia che ci usa nel fare tappa da noi quando è possibile. Lei è qui nel nord-est, un nord-est, secondo lei, perché rispetto a un tempo passato in cui sembrava comunque andasse bene, scopre invece la crisi, la disoccupazione, i licenziamenti? No, perché ci troviamo di fronte a una crisi economica profonda, grave, una crisi internazionale che colpisce anche quei paesi emergenti verso i quali il nostro paese e il nord-est esportava molto. È una crisi grande, una crisi dell'economia globale, una crisi che investe tutte le aree di mercato, una crisi che investe tutti i settori e che per quello che riguarda il nostro paese è una crisi particolarmente pesante. Le previsioni sono una riduzione del prodotto interno lordo, cioè della ricchezza del paese, del 2%, la Confindustria stima in 600.000 i posti di lavoro che sono a rischio se non c'è una strategia per aggredire la crisi. Dall'auto all'edilizia tutti i settori principali soffrono, molte imprese vedono ridursi il portafoglio ordini, aumenta il ricorso alla cassa integrazione, quindi c'è una crisi vera, insomma, e quindi ne soffre anche il nord-est, nonostante che il nord-est sia, come dire, una parte forte del paese con migliaia e migliaia di imprese, però poi la crisi c'è anche per il nord-est. La proposta di Franceschini, l'assegno per i disoccupati, non è un modo per uscire dalla crisi, ma è un modo per aiutare quelli che sono nella crisi. Ma guardi, per uscire dalla crisi bisogna prendere vari tipi di provvedimenti. Non la casa. Adesso ne discutiamo. No, io sono per parlare anche di quello. Io sono per parlare anche di quello. Tra i provvedimenti che vanno assunti ci sono anche dei provvedimenti di emergenza per ridurre le conseguenze negative e l'impatto della crisi. Ora c'è un particolare aspetto che è nuovo rispetto a crisi precedenti. Per la prima volta noi siamo dentro una crisi che investe un mercato del lavoro in cui c'è un 15% di lavoratori che sono con contratti a termine, a tempo determinato, a tempo parziale, in affitto o a progetto, cioè non contratti a tempo indeterminato. Questo 15% non ha la cassa integrazione, non ha altre forme di copertura. Quindi non solo perde il posto di lavoro, nel momento in cui lo perde, dal giorno dopo non ha un euro di suo. Chiaro? Mentre chi va in cassa integrazione rischia il posto di lavoro e quindi è già grave di per sé questo ed è preoccupato per questo, però almeno il reddito gli è garantito, una parte del reddito, l'80% del reddito è garantito dalla cassa integrazione. Qui noi non siamo di fronte a questa situazione, c'è un 15% che non ha niente e noi diciamo allora, per il 2009, l'anno in corso che tutti dicono è l'anno più duro della crisi, pigliamo un provvedimento di emergenza che stabilisca un assegno di sussistenza sostanzialmente pari al 60% dell'ultima retribuzione percepita per tutti coloro che se perdono il posto di lavoro non hanno altre forme di copertura. Questi qui che hanno contratti a tempo parziale o a tempo determinato mediamente guadagnano tra gli 800 e i 1000 euro, il 60% di 800 di 1000 vuol dire un assegno mensile che sta tra i 450 e i 550 euro. Quindi non è che stiamo regalando soldi a non si sa chi, stiamo dando a chi non ha nessuna forma di copertura una minima possibilità di avere un reddito minimo con cui vivere. Un paracadute? Un paracadute. Dopodiché diciamo questo si faccia nel 2009, in questo stesso 2009 facciamo la riforma di tutti gli istituti, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, e unifichiamolo in un unico istituto che dal 2010 si applichi a tutti i lavoratori che sono senza lavoro, o a tempo determinato o a tempo indeterminato. La questione della casa, questa idea di Berlusconi, comunque del PDL, di aiutare l'edilizia, che si sa è un settore in crisi in questo momento, con la possibilità di questo ampliamento dal 20 al 30%. Ma guardi, io ho l'impressione che si stia discutendo più di un annuncio che non di una proposta, perché in realtà la stragrande maggioranza dei comuni già oggi adotta regolamenti edilizi che prevedono, quando si ristruttura un edificio, di poterlo ampliare del 15, del 20 o del 30%. Quindi questa cosa è già una prassi che c'è in tantissimi comuni. Allora perché opporsi? Difatti, ma noi non abbiamo detto no a un programma che investa sulla ristrutturazione del sistema abitativo. Abbiamo detto che così come è stato proposto non va, nel senso che va discusso. Primo, la titolarità di questa materia è dei comuni. Ora, il governo decide
un piano che poi sono i comuni a dover gestire perché sta nelle loro competenze senza aver discusso niente con nessun rappresentante né di comune né di regione. Non sono le regioni che devono farlo? Regioni e comuni, le regioni deve fare la pianificazione urbanistica, i comuni gestiscono concretamente sul proprio territorio con gli strumenti urbanistici i provvedimenti. Beh, noi diciamo intanto si vogliono riunire presidenti di regioni, rappresentanti dei comuni e insieme vedere questo piano e congegnarlo in modo che sia in piedi. Secondo, qui noi siamo in Veneto, tantissima gente vive in una villetta unifamiliare e si capisce, è facile la cosa, no? Aumentare del 30% la cubatura significa che se di 100 metri fai 30 metri in più. Lì come? Ma tutti quelli che abitano in condomini, mi si vuole spiegare che cosa vuol dire l'aumento della cubatura? Chi abita al secondo piano incastrato tra il terzo e il primo, dove la dilata del 30% sto appartamento? Bisognerà ragionare. Cosa vuol dire? Che sopraeleviamo tutte le case di tutte le città? Insomma, non è una piccola cosa, bisogna ragionarci un secondo. Ci sono degli aspetti urbanistici, di staticità, eccetera, quindi discutiamo. Dopodiché, terzo, questo provvedimento, dice Berlusconi, si adotta senza necessità di licenza edilizia, basta che un progettista firmi e garantisce lui. Beh, è un po' poco, Viviamo in un paese in cui il territorio è già stato devastato da ogni tipo di abusivismo nel corso degli anni. Diamoci delle garanzie certe che si possa costruire, si possano ampliare le case, ma con criteri di legalità trasparenti. Allora, noi non diciamo no, perché l'idea in una fase di crisi di investire sul patrimonio abitativo, di ristrutturarlo e quindi di mettere in moto imprese, lavoro, eccetera, è un'idea che in sé può essere benissimo discussa, però chiediamo che se ne discuta nel merito seriamente.